Io non lo so, Assessore, quindi sto sulle borse di studio, sul resto magari le replico nella dichiarazione di voto su. Io non lo so se sia condivisa dal Consiglio regionale una sensibilità per il problema delle borse di studio non date agli idonei non beneficiari. Certamente non è una sensibilità condivisa con l'assessore Donazzano. Questo è un dato di fatto ed è un problema politico, perché quando si fa il bilancio di previsione e si assegnano le risorse, lei lo sa meglio di me, ogni assessore le indica le questioni rispetto alle quali non si può transigere. E il fatto che noi oggi siamo così indietro rispetto ai bisogni è un punto politico cruciale. Io non lo so cosa abbia detto la ministra Bernini all'apertura dell'anno accademico, ma è impensabile che una regione importante come il Veneto possa decidere o affidare il soddisfacimento di un diritto universale sancito dalla Costituzione sulla base delle dichiarazioni della ministra all'apertura dell'anno accademico. Serve qualcosa in più, serve un segnale maggiore. E per questo, non abbiamo voluto accettare la mediazione sugli ordini del giorno precedenti. E su questo ordine del giorno, sul quale per carità voteremo a favore, ma riconosciamo un limite di fondo, che è il classico ordine del giorno rispetto al quale si dice di sì, perché tanto dire di no non crea nessun problema, ma che non è sufficientemente incisivo rispetto alla necessità, che non è quella di allargare leggermente in più la platea degli idonei non beneficiari. E torno alla questione cruciale. È o non è una priorità per la Regione del Veneto garantire a tutti gli studenti idonei la borsa di studio a cui hanno diritto rispetto ad una competenza esclusivamente regionale, o sì o no? Poi lei mi può dire che quei 22 milioni non li mette lei perché glieli dà la Bernini, perché la Donazzan si converte, lei sì magari sotto la spinta della campagna elettorale, che succede il miracolo, che lei scopre come si stampano i soldi, come lo trova lei. Ma qua dobbiamo decidere se non la sensibilità, ma la volontà del Consiglio regionale è netta sulla questione degli idonei non beneficiari. Aggiungo un elemento non irrilevante, Assessore. Il tempo, il fattore tempo, che è anche all'oggetto della nostra variazione di bilancio. Se io sono uno studente idoneo, che mi iscrivo all'anno accademico 2023-2024, che partecipo al bando di assegnazione per le borse a settembre e nel frattempo devo pagare le tasse universitarie se non sono esente, devo magari, se sono uno studente fuori sede, trovare una casa dove andare a stare, se sono uno studente pendolare pagarmi l'abbonamento per il treno, per l'autobus per arrivare all'università, devo acquistare i libri di scuola per studiare. E io su quei 400 euro al mese, 300 euro al mese di borsa di studio, conto per pagarmi l'abbonamento dell'autobus, del treno, per comprare i libri di testo. E se lei 400 euro al mese, anziché darmeli quando io inizio le lezioni, me li dà come abbiamo fatto l'anno scorso, alla fine dell'anno successivo, perché noi è vero che abbiamo pagato tutte le borse dell'anno accademico 22-23, ma le ultime le abbiamo pagate a dicembre 23. Ora, o io ho una famiglia che è in grado di anticiparmi in qualche modo le risorse che a me servono per pagarmi l'abbonamento del treno per andare all'università, sperando che poi la Bernini e la Donazzan si mettano una mano sulla coscienza e mi rimborsano un sussidio a cui avevo diritto, oppure io all'università non ci posso andare, oppure devo fare come hanno fatto tantissimi studenti l'anno scorso, che poi alla fine hanno ottenuto la borsa di studio. Devo andare a lavorare. Devo andare a lavorare. E se io devo andare a lavorare e non entro nel grande tema di quanto e come sono pagati i giovani che lavorano, se io devo andare a lavorare a tempo pieno perché mi devo pagare l'affitto o anticipare i soldi dell'affitto dell'autobus, è chiaro che la possibilità che ho di dedicarmi al percorso universitario si riduce. E dunque comunque introduco una discriminazione tra chi può soltanto studiare e chi deve lavorare per potersi mantenere gli studi,
perché non gli viene garantito un diritto. Guardate che al netto del fatto che la regione del Veneto è la regione in Italia con la soglia ISPE più bassa, perché il Veneto è l'unica regione in Italia che per accedere alla borsa di studio deve avere un ISPE inferiore ai 30.000 euro. In tutte le altre regioni questo limite è alzato o ai 40 o ai 45 o ai 50.000. Quindi già, cari amici del Fratelli d'Italia che esprimete da anni l'assessore all'istruzione, già qua avete ristretto la base. Solo chi veramente ha dei dati di reddito e di patrimonio bassi può essere idoneo. In Emilia-Romagna i cittadini non veneti che studiano fuori dal Veneto o i cittadini veneti che vanno a studiare dalle altre parti, a parità di condizione, qua non accedono alla borsa, a Bologna sì, perché il reddito ISPE è molto più alto. Per esempio, per dire come il collega Lorenzoni ha citato altri dettagli della normativa che rendono già più difficile in Veneto che nelle altre regioni essere idonei non beneficiari. Ma io mi iscrivo all'anno accademico, partecipo alla prima graduatoria, non sono beneficiario e passa ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 6 mesi. Dopo 6 mesi ho la seconda graduatoria, cioè di quelli che non l'avevano presa prima e la possono prendere. E anche lì mi dite che sono idoneo ma non beneficiario. E io aspetto la Bernini, e io aspetto la Donazzan, e io aspetto l'assestamento di bilancio e nel frattempo passa aprile, maggio, giugno, luglio per l'assestamento, agosto, settembre, ottobre per la variazione di bilancio, l'anno scorso novembre per il decreto del governo. Stiamo parlando di borse di studio che mediamente per uno studente fuori sede sono di 900 euro al mese, per uno studente pendolare di 700 euro al mese, ma per uno studente né fuori sede né pendolare, ma semplicemente meritevole con difficoltà, di 400 euro al mese. Manco i libri di testo. Cioè non stiamo parlando di cifre che cambiano la vita della gente. Stiamo parlando di cifre che danno un supporto a chi non può permettersi un ISEE inferiore a 15.000 euro. Ora, Assessore, il fattore tempo è un fattore determinante. Ecco perché non ci possiamo accontentare, e concludo, di un impegno generico a reperire sempre più risorse. Perché è chiaro che reperirle all'ultimo, come abbiamo fatto negli ultimi anni, non è detto che risolva il problema. E io adesso vorrò vedere, quando mai reperiremo ulteriori risorse, quanti saranno gli studenti idonei non beneficiari che hanno dovuto ritirarsi dagli studi. Perché se ce ne sarà anche solo uno, Assessore Calzavara, saremo davvero responsabili. Se c'è anche solo uno studente o una studentessa che, poiché non ha ottenuto la borsa a cui aveva diritto nei tempi giusti, che è costretto a rinunciare all'università, siccome qua dentro in tanti abbiamo fatto l'università e sappiamo la fatica che si fa e quanto si pesa sulle famiglie per studiare, se anche uno solo è stato costretto a ritirarsi perché non ha ottenuto o non ha ottenuto il tempo la borsa di studio a cui era idoneo, io penso che dobbiamo sentirci tutti responsabili. E quindi, e chiudo, voteremo favorevolmente all'impegno di reperire negli anni sempre più risorse, ci mancherebbe, grazie anzi alla collega Baldin che l'ha presentata, ma siamo in una condizione in cui questo impegno, come dire, è il minimo indispensabile per cominciare a discutere di borse di studio, di diritto allo studio e del futuro delle ragazze e dei ragazzi in questa regione.